alla fine della fiera pensavo ieri che lo Stato italiano ha donato dei soldi per comprare dei monopattini e noi dobbiamo costruire e avviare questa struttura grazie solo alla generosità della signora Bernardi, in quanto noi non abbiamo ricevuto né riceveremo nulla da parte dell'area pubblica per questa attività. Allora, siccome abbiamo scelto questo benedetto mattone particolarmente ecologico, con domani partirà una campagna perché nel pieghevole della campagna ci doveva essere la foto della prima pietra e quindi ci sarà una foto del rendering della nuova costruzione, la foto del mattone e la foto dell'inaugurazione, voce del verbo, siamo partiti. E quindi noi chiediamo a chi ci vuole sostenere di comprare un mattone per 20 euro, ovviamente chi decide di comprarne di più, se ce lo chiede noi gli rilasciamo la ricevuta fiscale ai fini delle detrazioni e in particolar modo la Banca Prealpi, che ho ringraziato oggi, nelle sue 63 sedi accetterà di fare i bonifici sul conto corrente Renato Sartor Giobatta Gregolin senza far pagare la commissione, che quindi è un contributo che anche in questo caso la banca dà, anche perché il contributo per la commissione è di 3,5 euro, quindi è tanto rispetto al valore del mattone. Ecco. La campagna parte domani, devo dire che la ditta Isotec alla quale ci siamo rivolti, li comprerà la Brussi, però lei è stata particolarmente generosa perché ci ha donato 3.000 euro nel conto corrente, quindi abbiamo già il primo gruzzolino lì. Ovviamente ci aspettiamo di essere particolarmente sostenuti perché ce n'è bisogno, insomma, cioè tutta l'opera a fine regime costerà oltre 1 milione di euro, che sono tanti soldi. Con Roberto Grigolin la figura di suo padre rivive grazie alla creazione del nuovo centro diurno a lui intitolato. Sì, abbiamo pensato di aderire a questa iniziativa perché ci crediamo e pensiamo che sia una cosa molto ma molto utile sia a queste persone che hanno bisogno e che sono le più fragili in questo momento. Commissario Rocco Berton, sì. Questo è un progetto che coniuga sia gli interessi del Comune, sia dell'ULSS, sia della Regione. Sì, è un'iniziativa di solidarietà sociale molto sentita che coinvolge il Comune in quanto proprietario del terreno, la Fondazione, la Regione e l'USO proprio con lo scopo di dare una casa, un'accoglienza ai bambini e ai ragazzi che si trovano in situazioni di disagio e di difficoltà. Beh, sicuramente è un progetto d'ambito, cioè coinvolge tutti i comuni dell'ex ULSS 7 e nasce da una donazione di tanti anni fa da parte di una signora, di una famiglia di Susegana peraltro, tant'è che una parte di questa donazione è già stata utilizzata dal comune di Susegana per una residenzialità per disabilità adulta e una parte è andata al comune di Conegliano per tutte queste progettualità fondamentali che sono state già messe in atto e che con questo nuovo progetto miglioreranno le loro risposte al territorio e alla popolazione. Sperando che servano sempre meno, però purtroppo vediamo che i problemi sui minori purtroppo aumentano e sono legati a tanti fattori che stanno venendo avanti anche in questa nostra società apparentemente ricca. Questa della Fondazione Bernardi è un'offerta di accoglienza sul territorio ed è particolarmente importante perché ci consente di collocare ragazzini e ragazzine in forte difficoltà sia come povertà educativa sia come disgregazione familiare o anche a volte come proprio psicopatologia. Ci consente di collocare queste persone sul loro territorio, lavorare con una fondazione che ha una professionalità ormai consolidata nel tempo, in contatto stretto con i servizi e quindi monitorare il progetto di vita di questi ragazzini e cambiarlo se necessario e laddove possibile restituirli appunto alle famiglie, a volte invece dover costruire assieme a loro un progetto di vita che ci auguriamo possa essere spendibile nel nostro territorio, ma come dire ognuno poi farà le sue scelte. Dobbiamo ridare alla comunità da bambini disagiati a adulti consapevoli.